uno dei dipinti più antichi e preziosi che arricchiscono il patrimonio artistico della Fondazione Rizzi di Sestri Levante. La morte di Euridice, opera riferibile alla scuola di Giulio Romano, è stata al centro della conferenza che ha dato il via alla stagione di incontri della galleria ospitata nel Palazzo di Via dei Cappuccini, che si affaccia sulla baia di Portobello. In particolare il suo autore, discepolo prediletto di un maestro del Rinascimento, Raffaello, del quale ereditò la bottega alla morte avvenuta a soli 37 anni. Alla morte di Raffaello 1520, lui diventa il capo della bottega fino al 1524 circa. C'è addirittura da pensare che molti quadri dell'ultimo Raffaello sono stati fatti insieme tra Raffaello e Giulio Romano, e persino noi storici dell'arte alle volte facciamo fatica a determinare dove finisce la mano di Raffaello, dove inizia Giulio Romano, questo per far capire la qualità del dipinto. E al discepolo di Raffaello è dedicata un'importante mostra che in autunno sarà ospitata nel Palazzo Ducale di Mantova, che per l'occasione riaprirà anche alcune sale chiuse dal terremoto del 2012. Un'esposizione che vede stringersi sempre più la collaborazione con il Museo Parigino del Louvre. La conferenza, promossa dalla Fondazione Rizzi di Sestri Levante, è stata come un'anticipazione di questo evento che ha voluto mettere in luce uno dei tanti tesori custoditi nella galleria. Noi abbiamo ritenuto opportuno fare un'anticipazione perché abbiamo nella nostra collezione un'opera della bottega di Giulio Romano e abbiamo invitato quindi un illustre conferenziere, critico d'arte di Mantova, che appunto ci porterà a conoscere bene questa nostra opera. Il nostro compito è quello di valorizzare le opere che sono in museo, le opere che riguardano più secoli, dal 1400 al 1800.